ti convinci lei? Allora vorresti di ringraziare. E io? Vorresti di ringraziarti per via che non tu facessi il non al magistrato. E si fa. Tu non tu mi metteresti stai verdesi e io c'è di sparagnata. Ma con le giunte di un via segno in blanco. E allora, invece di ringraziarmi, ragione. Ecco, allora, buonasera, us presenti Paoli Nauli e Tiziano Cossettini dalle compagnie teatrali di Ruvigne e associarsi anche all'Associazione Teatrale Furlane che ha recitato dal dramma di Carlo Tolazzi La Cragne, che favele di un monte dal calcio che il calle da dagli squintis, insomma, di squintis, non sai, vabbè. Da ur de poarte. Quel che non si vio dal calcio. Il calcio ha un zuc bielissimo, loro poi sono due ex calciatori e anche un nome, giusto, un soprennome anche. Il Giat Paoli. Io giocava in poarte. Giocava in poarte. Sempre plasuti a pal ballon. Esatto. E Litigi perché col barufavi. Litigi perché col barufavi sempre, ecco. E di chi ho incominciata a lavorare sul test La Cragne, proprio riguardante il gioco di loro fruz, come dal gioco dal calcio, e dalla purezza di questo gioco bellissimo, no? Che non aveva nessun interesse di bezzo, ma proprio le voglie di giocare vonde e basta. Da lì sono partita, però ho fatto anche una ricerca sui fatti che sono stati, di cui al favore il test, La Cragne, e allora droghis, e dopo squadris che si sono, insomma, no, partidis che si sono venduti, ecco, e anche calciatori che si sono venduti, diciamo. Ecco, rovinarsi la salute anche perché in che anni sono tante, no? Ecco, però vorrei sentire un momento Tiziano, c'è molto che l'ha vivuto, insomma, tutto questo svolgimento fin dall'inizio. Dopo è stato un po' più duro al di Paolo, ma le parti bisogna imparare. Insomma. No, certo. Ecco, c'è molto, puoi tu contarnos di questa tua esperienza, ecco. Ma allora, senz'altro è un test un lavoro particolare e anche un test vonda difficile, nel senso che essendo in due sul palcoscenico e essendo un botta risposta, chiaramente non è che tu puoi inventare grandi robe, se il test è che tu hai imparato, come che diceva Daniela, e tu hai di avere anche una certa intese col tuo partner. In questo mi sono chiamato facilitato perché con Paoli sono 20 anni alle spalle di teatro che abbiamo fatto insieme e quindi è stato più facile. Certamente Daniela non ha dato una grossa mano a Ciridi di smussare che erano le difficoltà e dall'ultimo insomma il risultato penso che sia apprezzabile. Io onestamente io sono contento che intanto ringrazio l'ATF che mi aveva scelto per portare in avanti questo lavoro che anche dal punto di vista professionale, anche se io non sono un professionista, ma mi ha aiutato tanto, mi ha fatto crescere, ecco, insomma, quindi grazie. Una parola su Tolazzi. Va, tu lo conosci sempre, no? Sì, è stato anche a fare uno spettacolo a Chiasemè. E sì, i spettacoli non sono divertenti, comunque è un ricercatore al CIR. C'è storie di anni, un lavoro particolare, come che i frutti che nascevi in Moars, che dopo l'hanno abbattiato, come hanno fatto anche un film, tra l'altro. Tolazzi, allora io prima di tutto mi ha chiamato una pia e mi ha detto che saresti questo test del presidente dell'ATF che mi ha chiamato, mi ha detto che le Tolazzi alla questo test e potresti metterlo
in scena, perché sono due personaggi, quindi e anche come scenografie non erano impegnative, quindi erano robe anche fattibili, anche in teams di Covid, quindi si in due arrivavano anche a lavorare. E Tolaz, dopo si è inchiatato, mi ha dato il copione, lo hai letto e ha detto sì, mi piace, perché era che sto crescendo, che non si capiva all'inizio, no? Che sto tentatore, che sto pentito, e lì si giù è tutto. Si giù è tutto e lì è il biel di questo spettacolo, secondo me, perché ogni volta che tu lo fai ti impari salk. Perché il testo è una roba, ma dopo sei in scena diventa più naturale, più facile, insomma, ecco. E quindi noi a Tolazio l'abbiamo fantastico, lo conosco, ogni tanto si chiama e vengono un insieme, ecco. Grazie. Ma avete detto dolce che le didi, eri. No, ecco, che spettacolo ha fatto anche tanti rassegni. Te rassegni Teatro Furlan normalmente a parte in Frus, giovani, allora nuovi, in simpri, che l'engaccia lei per un pubblico adulto, perché è un test serio, impegnativo e leato ad un ambiente particolare, no? Spogliatoio, calciatori, festins, femminis, dunque non le ha date parducce. E di dire la verità che il pubblico l'ha capito, anche mi ha spiegato queste robe, io già la terza volta chi presenta il spettacolo senza creare aspettative né positive né negative, giusto per dire c'è tipo di spettacolo che vi ho detto, è un tipo di spettacolo professionale da tutti i punti di vista, sia attoriale che registico. È stato citato Claudio Poldo Parrino, che è per Furlan si dice light designer, no? È un spettacolo che posa ogni banda e in un periodo in cui si tratta il Teatro Furlan a due livelli, no? Che un lavoro disegno amatoriale arrivi a questo livello è senz'altro un motivo di orgoglio per l'associazione teatrale furlana. Odio dire un'ultima roba. Difatti questo discorso questo è un teatro appunto di un certo livello, senza false modestie, è un teatro che comunque non avresti proprio di girare all'ambiente amatoriale, avresti di girare in un ambiente un po' consono, là che sono Inca e si interessa di teatro e vede anche la tragedia, cioè ha dei gusti più diversi, insomma. Si sa che il nostro pubblico, quello della compagnia di Rovigne e che di tutte le compagnie, non vogliono robe serie, vogliono ridi, che è anche giusto. No, una vuole passare un'ora in serenità, fa quattro ridate e quella è il pubblico amatoriale. Facendo chi si lavora qui, anche perché dopo è difficile, no, anche se è gratis, nessuno lo chiede. Quindi chi secondo me lanci come l'idea di mettersi d'accordo con, non so, con Capo 6, CSS o che insomma che fa un circuito un po' più di spessore e magari arriva a combinare un po' di date in certi teatri più consoni, che sì, va bene anche rischiamo di debuttare alla rassegna natalizia, sì, anche sì, però magari anche no. No. Il CSS... No, adesso non conosco la realtà udinese, però qualcuno... scusa. No, ti dicevo, no, è il Teatro Stabile Furlan, che è il deputato, fa teatri professionali per Furlan. E quindi noi abbiamo un rapporto di collaborazione e abbiamo anche un accordo di collaborazione. Naturalmente il problema è di gestire professionisti, proprio dal punto di vista contrattuale e amatoriale. Però insomma... senza offese per nessuno, io ho veduto la stagione del Teatro Stabile e questo spettacolo sta tranquillamente, ma proprio tranquillamente dentro, io auguri di fare quel tipo di circuito lì. Perché appunto tutto il lavoro che vi fatto con la Daniela è tanto lavoro, no? Tu sei stressata, Wonder?
Non posso dire parolate, quindi va bene. No, ma è stato bellissimo anche perché. Certo, perché quello ti rinforza, ti fa capire molte cose, però non mi pensi poi che vedi disi. I concluti ho perché io lavoro in continue compagnie di un paesotto de Collinar e ho quasi imponuto un po' di partire alla Cragne in una rassegna che è sempre di Ridi, però facendo una rassegna rigorosamente in lingue furlane a Madonna di Buie, e la soddisfazione che mi vu dal pubblico che non sa invece fatti i complimenti perché spettacolo non sa convinto che il spettacolo sì, non fa Ridi, però ha l'emozione e che è il compito del teatro. Allora io ti disegno una robutta. Mi fino domani mattina. No, io sono stata segretaria dell'ATF per un lavoro di tempo e le richieste che venivano dagli assessori alla cultura, le richieste erano che mi mandi anche di Ridi e che il chi allora al 90%. Allora il problema non sono le compagnie, ma sono gli assessori alla cultura. Forse sono loro che hanno il coraggio di portare no come robe di Ridi, ma anche robe che poi anche rifletti, pensare. Ecco, che il chi. No, poi che altri bisogna l'avvio di spettacoli per clamare in rassegna. Che fanno le compagnie che organizzano rassegne avanno avvio dei colleghi e anche il spettacolo al Val all'Upuarti. Sanno al Val, magari al giro un tic di mancolo, no? Sì, non è tanto, però Furlan e di Ridi purtroppo è un abbinamento che duce a domani. Bon, io si rares, no? Verresti di la cena e a Tor perché ha fatto bene le fatture. Arrivo di sì, grazie a loro. Ho capito tutto anche io.